ringrazio ancora gli organizzatori per avervi dato questa occasione, ringrazio anche alcune domande che sono state poste. Volevo tranquillizzare sulla DSL, il digitale terrestre penso anch'io che sia una fregatura così come è andato. Sono uno che ha pensato che non fosse quella la priorità del Paese, quella soprattutto come è stato fatto in Italia, diversamente da altri paesi europei, con il decoder, con lo spazio per inserire una tesserina che serve per comprarsi le partite, insomma era più una cosa per fare un'altra televisione a pagamento che per dare un servizio ai cittadini. Mentre, come giustamente avete detto, a Seneghe c'è il digitale terrestre ma non è ancora arrivata la DSL, mentre nessuno si lamentava per come arrivava la televisione, vi lamentate per come non arriva ancora internet, e quindi c'era un'urgenza in più, e soprattutto c'era un'urgenza da parte di chi ancora, mi pare nella campagna elettorale del 2000 diceva c'era l'emergenza delle 3I, l'informatica, internet e l'inglese. Non abbiamo visto né inglese né internet né informatica, cioè non abbiamo visto il decoder per la televisione a pagamento. Mentre internet arriva qui a Seneghe, come sta arrivando in tutti i paesi della Sardegna, mi scuso perché l'avevamo promessa entro il 31 dicembre, arriverà forse adesso, a marzo, ad aprile, ma certamente nei prossimi mesi si sta concludendo in Sardegna una cosa che non è conclusa in nessuna parte d'Italia, internet a banda larga, il collegamento alla rete in tutti i paesi, in ogni paese, compreso quelli più piccoli. Qualche settimana fa ero a Desolo, a Tonara, anche loro non ce l'avevano. A Desolo mi hanno chiamato 10 giorni fa, è arrivata 10 giorni fa. A Tonara stanno accadendo persino delle cose incredibili. A Tonara il 70% delle famiglie si è già abbonato a internet. Cioè la Sardegna, soprattutto anche quella dell'interno, sembra addirittura più interessata, proprio vivono la possibilità della rete in maniera piena, insomma, è sorprendente. Così come sulle politiche sociali, questi giorni di politiche sociali, di servizi alle persone, se ne parla anche tanto, e se ne parla sull'onda dell'emozione, se ne parla in maniera anche cinica, io direi, qualche volta veramente a sproposito. Quello che la Sardegna ha fatto sta nelle cose. Non è di un progetto che stiamo parlando, quando abbiamo fatto il fondo unico per la non autosufficienza, che in Sardegna vale 120 milioni di euro. Pensate, il fondo unico per la non autosufficienza, cioè le risorse che il governo nazionale mette da parte per tutte le regioni a statuto ordinario, quindi tutta l'Italia tranne la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, la Val d'Aosta e il Trentino Alto Adige, ma per tutte le altre regioni italiane. Il governo nazionale mette da parte un fondo specializzato per aiutare le non autosufficienze pari a 320 milioni di euro. In Sardegna noi invece mettiamo da parte 120 milioni di euro, solo per la Sardegna, che mostra un livello di attenzione totalmente particolare, un livello di attenzione di ogni giorno, ogni istante, un livello di attenzione e di presa in carico dei diritti di chi non ce la fa da solo, di chi non è autosufficiente, totalmente diverso. Insomma, per questo eravamo in 3.000, c'erano 3.000 persone assistite nel 2004 e oggi sono più di 20.000 e altre sono assistite col progetto Ritornare a casa e così via. E in questo le cooperative e anche le cooperative sociali sono fortemente impegnate. Le cooperative sociali sono impegnate in Sardegna in altri campi, non solamente quello dei servizi dentro i comuni, ma anche altre forme di aiuto per i ragazzi con delle difficoltà, per dei ragazzi anche che scontano, che fanno dei percorsi alternativi allo sconto della pena, ancora per l'assistenza a delle persone con dei disagi mentali. Ancora le cooperative sociali sono impegnate addirittura nelle attività di recupero del valore dei materiali che vengono riciclati, come la carta, la plastica e così via. Insomma, c'è un lavoro
che è avviato, che non è sperimentale, che non è del giorno per giorno. E queste attività la Regione cerca di stabilizzarle. E non è, mi pare, una promessa vaga che fa, è nelle cose fatte in questi anni, nella stabilizzazione di una quantità importante di persone che avevano a che fare con la Regione, nell'ente foreste, nell'antincendio, nella sanità, nei consorzi di bonifica. Sono ormai probabilmente più di 10.000 persone alle quali è stato riconosciuto dignità dal lavoro. E anche per le cooperative che si occupano ad esempio di gestione dei beni culturali, che riguardano anche queste zone, che nei prossimi mesi verranno stabilizzate e avranno finalmente il pieno riconoscimento del loro lavoro e entreranno dentro un'organizzazione regionale, l'Agenzia del Patrimonio Culturale, che permette anche di investire ulteriormente sulla valorizzazione dei beni culturali. E ho più o meno velocemente risposto a queste domande, però mentre venivo ho fatto la strada, non so se ho sbagliato strada, ho dato retta al navigatore, a volte sbagliamo, no? A dar retta al navigatore, a volte conviene forse dar retta anche a quello che sappiamo, o anche alle strade che abbiamo già percorso. E insomma, per farla breve, sono passato da Riola, poi da San Vero Milis, e mi sono fermato nella piazza di San Vero Milis a vedere questa chiesa bellissima, e risalendo ho rivisto la vostra chiesa e mi sono ricordato che proprio in questa stanza, in questa biblioteca, in questa sala, in effetti 4 anni fa avevo iniziato parlando di quella chiesa, della vostra chiesa, della cupola che sormonta il paese, che si vede da lontano. Quella volta l'avevo vista di notte arrivando. E allora, insomma, mi era venuto in mente, se non mi dispiace troppo, l'esibizione in sacro. A finire questa campagna elettorale, che è durata già i 40 dissi, cioè i 45 dissi. Mancai devo vedere da ballo un pruso, ma mancai con questa possibilità di spueto mi arrivi tipo che brusatrato. Però dollo vai, le questionai a intrenoso in Sadoreso, mancai Sadoreso, che è diverso da Susadro, da Seneca, di questa vita, però io credo che si potesse comprendere bene a suo proprio. Poi ti esistono in Sadro. Poi in questo anno se ho cercato di fare un qualcosa sulla necessità di rispettare e di comprendere meglio su valori che teniamo nelle cose nostre, di comprendere meglio su valori di questa terra, di comprendere meglio su valori di questa agricoltura, di questa possibilità di continuare a lavorare su questa agricoltura, di questo allevamento, su questi bonus di trasformare il prodotto di questa terra in cose vapai ma di grandi qualità, a sua del suo valore che dovresti in spiccapedra, in tutti i artigiani, in tutta questa grande sapienza che vedi del suo tempo passato e che oggi noi proviamo con quota, noi proviamo a tornare a vivere bene secondo le pretese del tempo di oggi. Però questi valori non funti di scapuare, non funti di voglia parte, ci prende altro valore che a volte basta da vinza più spago, o altro valore che a volte non si ha tanta voluta. E in questa politica, questa responsabilità di questa politica è di tornare a castigare bene le cose, di comprendere i valori delle cose nuove, di comprendere i valori di questa modernità, ma di comprendere pure che gli adesso troppo male, a ci scapuare tutto, a ci scapuare troppo all'estero e a comprendere a Salvini che se questi non sono ricchi ma pro poveri. E la lingua, per esempio, non è una cosa che voglio a parte di dirci facilmente, è una ricchezza manna. È una ricchezza manna che voglio comprendere scetti chi pensava su come adesso questa Sardegna che ne va lingua. Bene, io credo che questa Sardegna che ne va lingua semplicemente non gli ha esistito russo. E adesso è un'altra cosa. Ma in cappa gli era lo stesso nome, in cappa certamente ha da continuare accesso all'isola sul Mediterraneo, ma sa Sardegna come ti pensavo
sa Sardegna della gente, sa Sardegna del popolo, sa Sardegna della storia, sa Sardegna. Semplicemente non c'è l'essere russo. Cagando non c'è più la lingua, non c'è più, e sparisce sempre l'identità di Dio popolo. Provate a pensare ai indiani Sud America, magari pensate ai indiani di America, che anti-spero, che non tenti più questa lingua solo, che appunto costringe su scetti a questionare in tua lingua che è totalmente diversa da sensore, e sai semplicemente questa lingua di chi usare spero si vuole. E noi, appunto, ci chiediamo sul computer, in qualche maniera, anche agattare 100, 200 fuetti, un K300, e appunto ci chiediamo, spendi 2 anni e anni, poi cercare di tornare a poi a pari con la lingua che antivede sempre. Questa lingua è di importanza magna. E sa tocca di comprendere il suo valore, e bene, fate insieme che come in altre vite, a tornare a questionare di sprazza di ballo, di tornare a questionare di poesia, di tornare a questionare di tante cose, che il nostro, per troppo tempo, noi ho compreso il suo valore. E come non c'è valore in questa poesia di Montanaro, di Peppino Mereo, di Benvenuto Lovina, di Raimondo Vidas, di Soggio, di tanti che hanno fatto poesia. E Dio che commenta me da Diosato, che ha fatto questa scuola, poi in lettere classiche, che hanno fatto studiare ogni cosa, ogni dettaglio di questa cultura esatta, e manco poeta a sua di questa cultura. Manco poeta sua di questa cultura. Se non è più diventare romano, poi che ci può poesia, che ci può di letteratura, che ci sia da gente che ha scritto cose belle. Che riguardante non altre terre, altri paesaggi, altri uomini, altre femmine, ma gente che ha scritto cose belle a pizzo di noi a tutto. E questa regione ha fatto cose per la lingua sarda in questi anni. Ha cercato di fare su che gli altri pure hanno fatto in questa vita osato. Prima di tutto ha cercato di acabare, di discutere o di battagliare in italiano della lingua sarda. Si chiede a questionare in italiano, ognuno vota il pensiero suo, ognuno vota l'opinione sua, e questa opinione è sempre può guerrare, e mai si vuole appare così, può decidere con qualcosa. Poi questa volta, questa regione ha questionato in sardo. Ha questionato in sardo in questa giunta regionale, ha questionato in sardo in suo consiglio regionale, suo presidente di questa regione ha questionato in sardo in momenti ufficiali. Poi ci cade denari, che non è pregungia a questionare in sardo, non è pregungia. E questionare in sardo non è non è una cosa dei poveri, è una cosa dei ricchi, è una cosa dei dotti. E non è sta lingua minore, è sta lingua preziosa, preziosissima. È sta lingua bella, è sta lingua che ha permesso a mamma e a babbo a pesare i figli, ha permesso di discutere, ha permesso di lavorare, di si campare la vita, ha permesso di anninnare i figli, ha permesso di volere bene e con quota di battagliare. È una lingua importante che non deve più fare a perdere. E sai, credo che bene ho fatto in questi anni, per la prima volta, a si ribellare a volere. A si ribellare e andare bene. C'è questa novità. Poi la prima volta questa regione sarda questiona del sardo, questionava italiano, questionava inglese, e ho fatto una politica manna, si narra da Sardegna Speaks English, in cui io ho cercato di insegnare, di imparare, di insegnare inglese, non scetti mesi scuola, non scetti con altre ore a merine in scuola, ma ad insegnare a tutti gli studenti che devono imparare, a mamma, a babbo, a gente che già è traballando, già è fuori dalla scuola di Dio. Ho cercato di imparare l'inglese, ma io tornavo a scoprire il valore del susato, questione in dito. Io tornavo a scoprire il valore del susato, scrivendo in dito. E noi c'è stata sempre una discussione troppo lunga, che è susato scritto. È vero, c'è susato del Seneca, c'è susato dei Sadori, c'è susato dei Galluresi, c'è usato del Logudoreso, c'è usato dei poeti, però che si prima scetti a castigare le diversità, se non comprendete che all'interno di tutta questa diversità c'è pure
a unità di mano, che si permette di questionare, di si comprende a pari noi, che si prima che no, se buono si riconosce questa unità, se o peggio, e sa regione ha stabilito che c'è una unità, una lingua sacra che si unisce, e che a suo manco in sa forma scritta di più si incarrerà a utilizzare. E sa regione ha incarrerà a utilizzare questo sacro in sa forma scritta, quando non può fare questa domanda a sa regione, ma in vestita. E questa è una novità importante, che si permette di si presentare fuori da Sardegna, di si presentare al suo governo, di si presentare all'Unione Europea, ora come un popolo che deve la lingua scritta, e come un popolo che deve la lingua scritta, te dignità e te bisogno di riconoscere, di essere riconosciuto come minoranza linguistica e come tali sul diritto di essere ben rappresentato in Unione Europea, in suo Parlamento Europeo. Lo Stato usciresi che noi teniamo 1.640.000 abitanti, già hi ha 4 abitanti di Malta, ma questo è lo Stato in Europa, e noi non teniamo manco un parlamentare europeo in suo Consiglio d'Europa. E se decidono di 7, 8, e non so manco uno, poi lei chi teniamo. Ma argomenti di minoranza linguistica potete ottenere il diritto, su che sia da lei delle elezioni in Italia, di essere rappresentato nell'Unione Europea, ed io credo che sia importante. Ancora, sta Sardegna in questo anno ha donato una nobilità a questa lingua sarda, pretendendo che sia da non scettire questa lingua in domo nostro, o questa lingua mensaia, o questa lingua in susato, ma che sia questa lingua in televisione e in radio. Ed è un commercio, susato è in Sarrai, poi sapere molto, in 60 anni. E sapere molto che susato c'è un cavo dentro delle trasmissioni ufficiali di Sarrai. E io credo che sia importante. Poi che non si usa dentro il mezzo moderno delle comunicazioni. Susato come sta andando, banda si scaresce completamente. E sa, questa lingua antica, questa lingua d'esempio, questa lingua preziosa, a intra Sarrai, a intra radio, e a intro a internet, di cui che ho usato e Ramonao questo mangiamo. A intro a internet che permette in maniera proprio democratica di essere non scelta ricidori di informazioni esatte, di chi è meri, dei rettisi, delle televisioni, di questa rettisi che ci dà pago, ma a intro di una rete democratica che permette da noi a tutti, di voi su che ho visto, e che le trasmetti e le fai conoscere su che ho visto, e te su che lo fai conoscere. Innanzitutto ho fatto conoscere già i 500 documenti su preziosi, li ho piegato a pari tutti i documenti su questa poesia, tutto questo che è stato fatto in 40 anni, si è registrato nelle sprazze dei balli, nelle sprazze dei greci, di tutta la Sardegna, dei poeti. È stato posto sul documento sonoro, ma è stata fatta la trascrizione, e sabato, poi quando andai a cercare, ma mi dà racconto, questa festa di Santo Scioli, su 67, in Uramni, su banda di Io Grappillo, esattamente questo documento, e mancai a Picciocchedo non tutto a comprendere, e da gatta da poi via si scritto, e legge, e comprendere, e da via succede, e da naranta. E doiesti, che andai a dollici, doiesti un valore in mano in tutte queste cose scritte. Ancora, e ho fatto 377, per ogni vita di Sardegna, 377 testimonianze, in suo stesso anno, in suo matessi anni, di callesti su stato della lingua e callesti sa lingua, come si questiona a Seneca, ma come si questiona a Santo Lussurgio, come si questiona a Riole, come si questiona a San Verumbilis, 377 differenze, e in modo un pochetto diverso. E togliesti un valore in mano in tutte queste differenze, che anziché fai a perdere, io posso documentare e testimoniare. E ho fatto questa lei nuova, per
possa lingua sadra. Deus ha approvato in sua giunta regionale, est in suo consiglio, e è una cosa che voglio fare immediatamente in sa prossima legislatura. Insomma, io sono cercato di essere coerente con tutto questo che abbiamo in 5 anni fa in sa propaganda elettorale. Io non che mi piace cercare di riconoscere i suoi valori, delle identità, non scelte del suo passato, ma delle identità che ho preso cercare di fare per il suo tempo benitore. E queste identità che io voglio creare, è proprio questa identità di gente di ora, di gente moderna, che è buona, è capace, è buona di donare valore, di comprendere il valore delle cose che pensi del suo passato, e non da spone certi come in un frigorifero a serrate, da sapere tanti in tanti certi di feste, certi come in folklore, no, ma di comprendere il valore di tutto gusto, della lingua, del suo paesaggio, delle terre, dei scifai, cose, del suo ballo, di tutto ciò che c'è. Piegare tutto gusto e aggiunge a tutto gusto questa modernità, aggiunge a tutto gusto le scompetenze di oggi, aggiunge a usato l'inglese, aggiunge a salonetta sul computer, aggiunge ai muri del usato, aggiunge i ingegneri che sono bravi a fare le costruzioni più belle possibili, aggiunge, piegare tutto su che è venuto fino a oggi e si può a pari con questo tempo di oggi. Scelta questa Sardegna adesso è ricca ed è la Sardegna che vuole avarrare in suo mondo e portare una cosa importante in suo mondo. Altrimenti se siete scelti gli indiani Sud America, altrimenti siete scelti qualcuno che si sta arrendendo e no, va bene, tornate a incarrerai, ci vogliamo tutto, tornate a incarrerai. Ma come adesso ci vogliamo tutto su chi sta arrivato in Sassavolo? Ma come adesso ci vogliamo tutto e ci vogliamo su traballo di generazione, se non ti venite, prima, e toglieste un valore in mano. E io credo che ne ci vogliamo tutto, ma poterendo tutto, essendo buono finalmente a piegare tutto questo e ci dobbiamo questa modernità, che c'è questa possibilità di vivere bene a Seneca e in tutti i bidesi come in Seneca di Sardegna. E cioè chi castiamo camminando in voi questa strada, ma c'è un villaggio turistico nuovo, più bello dei piazza di Seneca, dei sprazzi di Seneca, dei domus di vetra niente di Seneca, di vetra niente, di vetra rubia, e tutto su. Ma c'è con qualcosa più bella che potessi tornare a costruire accanto dei Susini, o dei Pozzuito o a Vio Vesi. Non c'è. E c'è un paesaggio più bello di Sessita de Seneca, chi castia da Susini, chi castia da questa ballata, c'è un paesaggio più bello, difficile da cattare, come c'è è difficile da cattare un paesaggio più bello dei sterre segnate, dei sconfini, dei lacani, dei muri, dei sastua, di tutto su che si vede. E sasa. Questo è stato importante in suo passato, ma è importante oggi. In questa terra si vuole continuare a fare questo allevamento, a fare questa agricoltura. Scetti di essere buoni a questa modernità, buoni a fare macellerie in castello, e chi non basta di castello tocca da fare a Torino, a Milano. Finza saccando non basta più sapersi, tocca che ci sia procenti a fare allevamento. Subito questa che sei producente già è spacciata. E tocca, come no, che ha questionato prima di me, a fare comprendere spicciochetto puro, che anziché invece di andare a cercare il traballo che con quota non sagata, mancai male pagato, precario, che va da regalato, è atteso del domo, il luogo romano, è facile, è più facile, si da cattare noi su traballo, a comprendere che su questa America, può essere noi che incarrerà a comprendere che questa America può essere noi e non il luogo strano. E può essere questo allevamento, questa agricoltura, questa capacità di donare valore a queste cose, può essere tutto sul traballo che poi viene a sua questa valorizzazione dei beni culturali, a sua
sua dessa letteratura, dessa poesia, del ballo, di tutto, che poi adesso traballo, non è scetti un momento di spazio vuoto a sangue, ma adesso traballo. C'è gente che traballa da sua dessa cultura, chi si campa sta vita a sua dessa cultura. E proprio a sua dessa valorizzazione degli ambienti, di tutto questo valore che toglieste in monti, che toglieste in forestazione, che toglieste in acqua, a sua di tutto questo è traballo buono per spicciocchetti di questa vita. E chi pone a fare? L'agricoltura, l'abilità dei femmine e dei uomini che va in caso, che va in bio, che va in trucci, che va in suvai, e ci vuole sapere la cultura, l'ambiente e il paesaggio, e quindi il turismo. Beh, c'è questa possibilità di campare finza da finza da 131, o a migliorare questa strada che indicava da Narbolì a San Veromilis e che indicava da Sumari, e sa gusto, altro che un villaggio turistico. È una vita vera, aperta tutto l'anno e pronta per il turismo. Insomma, io dal capo 10 che traduco sempre, dal capo 10 mi ha fatto piacere tornare a me, mi ha fatto piacere e spero di bene in un altro momento. Mi è sempre invitato a questo festival di questa poesia, vi accostumate a domandare a qualcuno a recitare poesia in stato. In stato ho pensato di vai in capo se stavo remoto che si va un comizio in stato.